Melara al servizio. Bel volley, 13-19. Ci siamo? Sì, siamo in diretta. Ok. (13-19) il punteggio. Puntorieri a ricevere Pugliazzi, dall'altra parte per Corsetti. Murato ci mette un braccio Pepperlando, ma pallone che poi schizza via. 14° punto del Bel Volley Belvedere. Su Remo, Corsetti a recuperare questa palla. Poi Orlando. Cimino, tocco del muro, ma presa. Ottimo Orlando dalla parte della Ciolli. 14-20. Prima Orlando a metterci una pezza con il tocco. Tanto si chiude il cambio nel Belvedere. Era entrato il numero 77 Cairo, che ora è uscito, ed è rientrato il numero 10, se non mi sbaglio, Esposito. Riceve Iorio, ma riceve male, pallone dall'altra parte. Non può fare nulla Cimino se non rimandarla dall'altra parte. Free ball. Iorio, tocco del muro, si tuffa Remo. Corsetti può rigiocare Belvedere. Iorio schiaccia ancora, ci mette il braccio Cimino. Corsetti. È 4, sì. 4. E quindi 15° punto Belvedere. Come sempre Fabio Remo a lanciarsi su ogni pallone. C'è stato uno scatto della scorsa partita, Renato, fantastico, in cui Remo si tuffa e fa un salvataggio incredibile, e Cimino e Pugliatti a guardarlo immobili. Bencardino al servizio. Su Corsetti, è Corsetti che attacca, ma la palla finisce sul tocco di Bencardino. Bencardino Carmelo finisce in fondo al campo. 15-21, quindi Corsetti al servizio. Su Gagliardi, niente può fare, non può attaccare. Primo tempo di Orlando Furioso con una palla. Iorio di nuovo, è il Jolly che ha tirato fuori oggi il Belvedere. Sì, Iorio un schiacciatore invece di libero. Beh, un libero è un buon ricettore e se attacca anche bene. Lunga lascia sfilare Puntorieri. (16-22) Peppe Orlando, Gagliardi, Iorio, pallonetto in discesa, poi Remo a murare, senza muro qua la Jolly. Melara, alzata di Melara e Pugliatti a schiacciare. Insomma, qui oggi Antonio Melara che ha alzato anche bene per un centrale. Vabbè, però era in bugger, non era in palleggio, per questo l'ha alzata bene. Altrimenti. E poi ha schiacciato Pugliatti. 16-23. Orlando ancora al servizio, sempre su Gagliardi. Sbuccia via il pallone. E sono 8 i set point per chiudere questo set. 16-24. Ancora Peppe Orlando al servizio. Difficoltà
ha preso le misure Peppe con questa palla, questa volta è out. Ce l'hai mandata Renato, ce l'hai mandata. 7 set point, 7-7 e c'è Lorenzo Iorio al servizio. Tesa su Puntorieri, Remo, palla in campo, diagonale perfetta e si chiude qua il secondo set al Palazzetto dello Sport di San Pietro a Maida. 2-0 per la Jolly Cinquefrondi. Primo set Renato finito, ricordami il parziale Renato, ricordami il parziale del primo. Un attimo, non si vede, dicono 22-25, 17-25. Ecco, si vede che loro hanno il link vecchio e quindi sì, infatti stavo controllando. Probabilmente quando si è bloccato la prima volta dovete riavviare il browser quando avete un blocco, altrimenti resta bloccato e riparte con ritardo. Sì, perché YouTube e accumulate, come i treni italiani, accumulate il ritardo. Calcolate che c'è sempre un ritardo di 4-5 secondi, questo è per via delle strutture dei router su internet che instradano il nostro segnale. Però se aumenta il ritardo vi conviene riavviare il browser. Ripeto, quando si blocca la diretta, se si blocca per un po', questione tipo di 5 minuti, si va a creare un nuovo link alla diretta, quindi dovete aggiornare la pagina, oppure aggiornate, se siete sul nostro canale YouTube, aggiornate che vi uscirà il nuovo link per la diretta. Certo, però se ti sentono vuol dire che sono in diretta. Appunto. No, come vabbè, facciamo a ora che gli ho dirvelo? mandato il nuovo link, lo possono sentire. Rientrano in campo le due squadre final di Coppa Calabria, Serie C maschile. (2-0) di set per la Jolly Cinquefrondi, ma non deve perdere la testa la formazione regina. Servizio Cesario per vedere su Corsetti. Peppe Orlando, autocopertura dopo Sì, non ci arriva. Corsetti ancora, Questa volta ci arriva. Ottimo ad incrociare e ottiene il primo punto del terzo set. 1-0 Jolly. Che partirà al servizio proprio con il suo centrale Peppe Orlando. Su Gagliardi, corre e la palla passa, sì. Recupero Remo, Murato ci riprova, mette una mano Fasano, free ball, Remo di nuovo, parallela, vede il muro spostato, hanno lasciato un varco. Bellissimo questo attacco. Di intelligenza Remo
schiaccia sulla parallela. Ancora Peppe Orlando. Sempre su Gagliardi. Iorio questa volta non ce la fa. Ed è 3-0 il punteggio per la Jolly. Ancora Peppe Orlando. Sempre su Gagliardi che pensava che la palla andasse fuori, si sposta in ritardo prendendola di spalla. Sì, all'ultimo secondo Gagliardi legge male. Avanti di 4 la Jolly. Di nuovo su Gagliardi, ma si intromette Iorio, riceve bene, muro di Melara, ci riprova Fasano, è out, Tocca l'asta. tocca l'asta, Attacco di Fasano. time out. Time out, sì, sul 5-0 per la Jolly. Time out richiesto da coach Brancato. Tanto la nostra regista ci fa notare che i tifosi in questo momento non si sentono tanto perché sono intenti nel gustare il panino, visto l'orario, ora di cena. Inquadrati. Tornano in campo le squadre. Peppe Orlando al servizio. Sempre Piega con la le dita posizione. di Fasano, di Altro Esposito. Altro ace per il centrale della Jolly. 6-0, 5 pronti. In difficoltà la ricezione del bel volley Belvedere. Peppe Orlando sempre al servizio. Sempre di nuovo su Gagliardi, corre però l'alzatore e Iorio ci mette pure una mano per l'attacco. Oh, Remo completamente come posso dire, Sbilanciato. la palla sbilanciata, che la palla era lunga, riesce comunque a toccarla, a sfruttare la mano del muro e farla ricadere. 7-0 Jolly. Peppe Orlando. Sempre su tenta, ma questa volta Gagliardi la lascia sfilare via. Finisce questa rotazione che ha dato parecchie noie al Belvedere. E abbiamo Iorio dall'altra parte. Attenzione che anche lui ha una battuta interessante. Corsetti. Cimino, una bomba di Cimino. E Iorio non si può opporre. 1-8 sottotono il bel volley Belvedere. Pugliatti al servizio. Fasano. Sì, come nel primo set, torna a schiacciare in maniera forte Fasano. L'opposto. Sì, lasciata la diagonale sguarnita sia dal muro sia dalla difesa a fondo campo. 2-8 e si prepara in fondo Bencardino, Alberto riceve Puntorieri. Sì. Pugliatti poi per Cimino tenta una palla lunga, smanaccia qua, sbilanciato. Sbilanciato, fa di tutto Iorio per raggiungerla, non gli rimaneva altro.
2-9 il punteggio. Su Iorio, riceve bene Iorio ed è in campo di nuovo la schiacciata di Fasano. Sempre lui, sempre Fasano a schiacciare bene. Sì, non si posizionano i nostri però, sta schiacciando sempre lì, è rimasto il segno per quante volte sta cascando lì. Infatti Tomasello si è grattato la testa, no? Giusto forse stava pensando alla tua stessa Un cosa. pasito adelante, anzi alla derecha. 3-9. Pugliatti all'indietro per Cimino, che trova il centrocampo del Belvedere. In questo caso sono loro a non difendere. e secondo me la giocata di Pugliatti è stata pure buona perché ha mandato un po' in confusione gli avversari. Infatti il muro era in ritardo. 3-10. Melara al servizio. Su Iorio, primo tempo, muro, c'è copertura, Fasano, c'è quarto, 4, sì, fischia l'arbitro. Ha fischiato il secondo arbitro, però non si è sentito il fischio. E infatti il primo arbitro glielo stava dicendo. Ho visto ma non si è sentito. Eh sì, c'è un po', hanno finito il panino. 3-11 il punteggio. Si sono ricaricati, hanno ricaricato le pile ed è partita la sirena. Melara ancora. Melara lungo. A campanile questo pallone. Molto lungo. Quarto punto Belvedere. Esposito al servizio. Remo. Cimino. Oh, mamma mia, si coordina benissimo il capitano della Jolly. Fa sentire. Schiacciata sulla riga dei 3 metri, poco più in là, diciamo in posto 1. Non l'hanno neanche vista i giocatori del Belvedere, si guardavano dov'era. Colpo da opposto. Cimino, proprio lui al servizio. Su Iorio, che riceve sempre bene, e Iorio, tocco del muro, Sì. e Iorio da una ricezione di centrocampo, guarda un po'. 5-12. 5-12, sì. Ho scritto io 5-13. Out. Smanaccia Bencardino, numero 9, Carmelo. Ed è 5-13 adesso. Corsetti corta ma si allunga. Cimino sotto rete questa volta. Ti ricordi alla scorsa partita che invece faceva il contrario? Prima sbagliava, poi faceva un grande punto. Stavolta ha fatto il contrario. 6-13, servizio Belvedere. Con Cesareo, palleggiatore e capitano. Lunga. Lunghissima, non lunga. Corsetti si ritira in buon ordine. 6-14. Peppe Orlando al servizio. Occhio a questa rotazione della Jolly. Sì, è stata ricevuta bene. Bello il muro. Il muro di Pugliatti. Stesso Pugliatti. Remo. Remo schiaccia benissimo. E mette a segno il 15° punto della sua squadra. Completamente tilt. Belvedere. Ancora Peppe Orlando al servizio. Mi dicono chi sono gli arbitri, vi ripeto velocemente: primo arbitro Mazza, secondo arbitro Cavalieri.